Da Genesi, capitolo 3, versetto 1. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangerai e non lo toccare, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscerete il bene e il male. Amen. E potete sedere. Ora non farò una predica contro le donne, state tranquilli. Amen. Io sono a favore delle donne, sottomesse e silenziose. Sottomesse al Signore. Amen. Insieme ai mariti. Allora, oggi parleremo di libertà. Adamo ed Eva sono stati creati liberi, nel senso che non avevano ancora la conoscenza delle cose del nemico, del diavolo. Avevano una libertà particolare. Loro erano in Cristo veramente. Dovete sapere che quando Dio scendeva nel giardino dell'Eden e passeggiava con Adamo ed Eva, quella è una manifestazione di Gesù. Va bene? È Gesù che nel Vecchio Testamento, nell'Antico Testamento, si fa vedere. Amen? Quindi in quel momento Adamo ed Eva avevano una comunione perfetta con Dio in Cristo. Quindi, nonostante il peccato, che limitava molto, nonostante il peccato che limita molto la nostra libertà oggi, noi sappiamo che in un certo senso, in un certo modo anche noi abbiamo una certa dose di libertà, nel senso che mentalmente noi abbiamo la capacità di distinguere il bene e il male, per colpa magari del peccato, perché abbiamo mangiato di quel frutto. Il serpente che cosa ha fatto con Eva, ma anche con Adamo, non solo con Eva? Ha giocato sulla loro libertà. E che cosa è successo? Che Adamo ed Eva hanno mangiato del frutto proibito e poi, da lì in poi, sappiamo tutti quali sono state le conseguenze. Quindi il diavolo sa che la nostra mente può essere influenzata. Adamo ed Eva erano vivi, cioè nel senso che non erano morti spiritualmente, erano spiritualmente vivi, ciò nonostante loro sono caduti nel peccato e hanno dato retta al serpente. In tutto questo, la mente, l'anima nostra, tende ad appoggiarsi su quello di cui si fida. Quindi non si sono fidati di Dio. Ci siete? Ma il diavolo è stato così astuto che non ha detto vai a mangiare la mela, se fosse stata mela, il frutto. Ha detto ma forse Dio non vi ha detto di mangiare tutto? Ed Eva ha risposto no, tutto possiamo mangiare tranne di quell'albero. No, ma guarda che anche quello puoi andare a mangiare. Cioè ha fatto un gioco particolare tale da poter far credere ad Eva che quello che stava facendo era sbagliato. O meglio, che quello che Dio gli aveva detto di fare era sbagliato. E quindi doveva correggere, in un certo senso, il volere di Dio. Quindi non si è fidata totalmente di Dio, ma ha dato retta al serpente, si è fidata del serpente. Perché sono caduti nel peccato? Ho considerato in questi giorni, ci sono stati degli eventi, un po' il coronavirus, un po', ora vi racconto qualche storiella, qualche cosa. Se voi ci fate caso, in questo periodo siamo stati tutti influenzati, non abbiamo preso tutti il coronavirus, ma a causa di questo virus che gira, un po' tutti abbiamo risentito degli effetti di questa cosa. Alcuni di noi non sono presenti perché sono in quarantena. Bene, quindi dovete sapere che in un modo o nell'altro, o lo vogliamo o non lo vogliamo, gli eventi esterni ci influenzano.
Nel nord Italia addirittura le chiese sono chiuse, non possono fare neanche culti o nella Chiesa Cattolica messe, niente, zero totale. Quindi in un modo o nell'altro, o lo vogliamo o non lo vogliamo, siamo influenzati. Siamo toccati dall'influenza in un altro senso. L'altro giorno eravamo con Maria Antonietta in giro per Caltanissetta. La mia distrazione ha voluto che la macchina restasse bloccata per 2 ore. In un modo o nell'altro siamo stati influenzati da quella cosa e siamo rimasti bloccati. Quindi ho considerato questo, che non esiste libertà al mondo. Niente, non esiste libertà. Voi citatemi qualcosa che sia veramente libero. Non esiste niente. Ho considerato il vento, ho considerato l'acqua, ho considerato i mari, niente. Tutto deve seguire delle regole. Ogni cosa ha delle regole. L'unica cosa che mi è venuto un flash, che può essere veramente libera, è la luce, ma anche la luce deve seguire delle regole. Cioè se noi mettiamo qualcosa di fronte alla luce come si dice, rimbalza, deve dare il colore, viene assorbito dal materiale che lo riceve. Niente, niente, niente a questo mondo ha una libertà 100%, cioè può fare e può dire quello che vuole, non esiste. Anche noi, solo che noi ci eleviamo rispetto alle cose e agli animali perché in noi c'è la creatività, noi abbiamo qualcosa che ci fa sperimentare, ci fa immaginare e ci fa realizzare quello che noi immaginiamo. Va bene? In un certo senso noi veramente siamo ad immagine di Dio. Dio ha fatto con noi uno stampo della sua faccia. Veramente noi siamo particolari in questo senso. Gli animali, anche se hanno un'anima, anche se noi li vediamo piangere, li vediamo soffrire, li vediamo cercarci, ma non hanno quella creatività, quella fantasia che solo noi possiamo avere. Amen? Quindi niente al mondo è veramente totalmente libero. Quindi detto questo, diciamo che esistono 3 tipi di libertà, tra virgolette. Sono libertà che in realtà poi ci influenzano. E andiamo a leggere Luca, al capitolo 8, versetto 34. E dice così: si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito. E in quell'istante il flusso di sangue si arrestò. E Gesù disse: chi mi ha toccato? Ora esiste una libertà che è sì e no. È vero, se io vi faccio una domanda, voi mi dovete rispondere sì o no. Ma non è il sì e il no a una domanda la libertà. La libertà già di per sé parte se io voglio ascoltare la domanda oppure no. Questa donna ha fatto così. Se ne è praticamente infischiata di tutto, del bon ton, dell'educazione. Il suo obiettivo era sì. Ha toccato il lembo della veste di Gesù ed è guarita. Ok? Poi c'è un altro tipo di libertà, andiamo a leggere Matteo 8,7, capitolo 8, versetto 7. E Gesù disse: io verrò e lo guarirò. E il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati. E se dico all'uno va, egli va. E se dico all'altro vieni, egli viene. E se dico al mio servo fa questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Entriamo qua nel contesto della fede. Il centurione dice: Signore, non c'è bisogno che tu vieni, basta che dici una parola e tutto ti è sottoposto. Ogni cosa che tu dici si realizza perché è voce tua. Ha riconosciuto che il male era sottoposto alla voce di Gesù. In Israele Gesù non aveva visto una fede così grande, quindi la libertà è legata alla fede. Come abbiamo detto all'inizio, Adamo ed Eva non hanno avuto fiducia in Dio, ma hanno avuto fiducia nel serpente. Tradotto un pochino per farci capire, hanno avuto fede nel serpente piuttosto che in Dio. È la nostra fede che ci dà la libertà. È la nostra fede che ci pone davanti
ha la vera libertà. Amen. Se noi abbiamo fede, noi abbiamo la capacità di fare le cose nella libertà. Ma ora qua ci arriveremo. Il centurione dice una cosa importante, che chi è superiore comanda chi è inferiore. Chi è superiore ha libertà di comandare all'inferiore. L'inferiore non ha la libertà che ha il superiore. Ci siete? Questo lo chiariamo. Stiamo parlando di cose spirituali, della nostra libertà, di come ottenere la vera libertà in Cristo. Dobbiamo considerare questo, prima di tutto, che Dio è superiore a noi, che noi non siamo superiori a Dio. Quando noi capiamo che Dio è superiore, allora Dio può agire con noi nella libertà e può sgridare anche il male che è inferiore a noi. I demoni sono inferiori a noi, spiritualmente sono più capaci, ma nella pratica gli occhi di Dio sono inferiori a noi. Quando noi capiamo che nel mondo spirituale ci sono delle regole e ci muoviamo secondo quelle regole, noi otteniamo la libertà. Un po' come si gioca a calcio. Nel mondo del calcio ci sono le regole. La prima regola in assoluto è il campo di calcio. Va bene? Si deve giocare là dentro. Poi ci sono 12 giocatori? No. 13? 11? Tombola? Quanto ce n'è? 11 giocatori. Per squadra, ovvio. E che c'è da quello in banchina su in banchina? Dentro il campo, va bene. 11 giocatori che giocano, facciamo così. Quindi dentro il campo sono liberi di fare quello che vogliono. No, no, sono liberi di fare quello che vogliono seguendo le regole. Ci siete? Non è che ora prendo la palla e la vado a buttare dentro, la palla con le mani e la vado a buttare dentro. No, la regola è niente mani. Nel mondo spirituale, quando noi riconosciamo le gerarchie celesti, noi abbiamo la capacità di sottomettere a noi, in Cristo, le gerarchie celesti. Un'altra libertà. Scusate, questa è una libertà provocata, nel senso che Dio è stato invitato, no, scusate, il centurione ha fatto sì che influenzare Gesù, tra virgolette, perché lo poteva fare venire. Però gli ha detto no, la tua parola è più potente, non c'è bisogno che vieni. Ok? Poi c'è un altro tipo di libertà che è la libertà obbligata. E vi leggo Giona 2, dal versetto 1. Ora l'Eterno aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona. E Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Allora Giona pregò l'Eterno e il suo Dio dal ventre del pesce. E poi fu liberato. Giona ha subito un tipo di libertà che io la chiamo libertà obbligata. Nel senso che devi subire il comandamento del Signore, è quello, e se tu non obbedisci, Dio ti porterà ad un certo punto che devi ubbidire. Non è cattiveria, di la persona accanto a te, Dio non è cattivo. No, è perché ci vuole fare crescere, ci vuole fare maturare e ci vuole far vedere qual è la vera libertà. Giona aveva una cecità negli occhi che era di quelle proprio cataratte secolari. Giona non aveva capito qual era la vera libertà. La libertà era quella di presentare Dio agli altri, di liberare le persone. Invece lui era così. No, non lo faccio. Si era ribellato. Ma vi faccio vedere una cosa. Giona ha potuto ribellarsi perché era un uomo libero. Ma si è ribellato nella maniera sbagliata, cioè si è ribellato a Dio, non si è ribellato al diavolo. Noi possiamo parlare alle persone, possiamo dire che Gesù li ama, ma se le persone nella mente non hanno quell'apertura mentale di accettare, cioè di dire sì o di dire no, possiamo parlare inutilmente. Ma se voi provate a prendere una persona e la legate con la corda e gli parlate di Gesù per un mese, anche meno, per una settimana, probabilmente vi ascolterà. È normale che vi ascolta, è legata.
Una volta ho visto un film di una tizia che viene rapita. Non mi ricordo l'attore, quello nanetto, come si chiama, quello basso? De Vito. Esatto. Si voleva liberare dalla moglie. Occasione ha voluto, erano miliardari, occasione ha voluto che la moglie è stata rapita e quindi dovevano chiedere il riscatto, ma il marito era contento invece che l'avevano rapita. Quindi il ricattatore chiama e gli dice voglio 2 milioni di dollari, altrimenti uccidiamo tua moglie, uccidetela, e chiude il telefono. Sta poveretta all'inizio si sente che è rapita, tra virgolette, si sente che è messa male la situazione, però lei non lo capisce. Col tempo fa amicizia con i suoi rapitori. E alla fine viene fuori che diventa così amica dei suoi rapitori che si vendica poi del marito. Che vi voglio dire che certe volte quando noi martelliamo le persone o facciamo danno o facciamo bene, ma la libertà delle persone certe volte può essere influenzata anche pesantemente. Pensate, oggi il mondo guarda troppo la televisione, nella televisione ci sono tante porcherie, ma non porcherie di tipo sessuale, porcherie di qualsiasi genere. E noi veniamo influenzati in una maniera così martellante che neanche ce ne rendiamo conto. Certe cose ci sembrano anche normali, perché ormai le fanno tutte, sono diventate standard nella vita, ma non è così. Noi siamo usciti fuori dal binario della spiritualità, fuori dalle regole divine. E capisco anche che certe volte restare fermi in quel binario può essere dura e pesante e possiamo anche ricevere critiche forti, ma dobbiamo stare fermi in Cristo. E ora ci arriviamo a questo. Quindi, Dio allora di quale libertà parla? Qual è la nostra libertà? Se abbiamo detto che non esiste una vera libertà, da nessuna parte esiste una vera libertà, nessun uomo e nessuna donna può dire io sono libera, perché in un modo o nell'altro tutti veniamo influenzati. Veniamo influenzati dai nostri genitori, veniamo influenzati dalla scuola, veniamo influenzati dal lavoro, veniamo influenzati da internet, dalla televisione, qualsiasi cosa ci influenza. E c'è un detto che dice, se tu dici per 1 milione di volte che una cosa è buona, anche se è cattiva, quella cosa diventerà buona. In questi giorni sto studiando, scusate, la Shoah. All'inizio del secolo scorso in Russia è nato un libricino che si chiama I Protocolli dei Savi di Sion. Un falso storico dimostrato praticamente in tutto il mondo. Questo libricino è considerato un super falso, qualcosa creato a tavolino proprio per mettere il mondo contro gli ebrei. Hitler si è appoggiato a questo libricino, Mussolini si è appoggiato a questo libricino e hanno fatto il danno che hanno fatto. In Occidente non si trova più tanto facilmente perché è vietato per legge, però ha fatto il suo bel danno. Addirittura c'è la sentenza di una corte svizzera che ha fatto delle ricerche e hanno dimostrato che è un falso di fine 800 inizio 900. Però nel mondo arabo, pur sapendo che è un falso, viene propinato come vero. E gli arabi non possono vedere gli ebrei per colpa di questo libricino. Questo dimostra che se chi sta sopra dice che una cosa falsa è vera, quella cosa diventa vera. Questo libricino nel mondo arabo è un bestseller, è la prima lettura in assoluto in Egitto, in Arabia Saudita, in quasi tutti i paesi arabi. Ed è un libro che viene portato avanti per uccidere e per sterminare gli ebrei. E già vedeste tutte cose. Quindi andiamo a leggere 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 17. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore vi è libertà. Dì la persona accanto a te. Libertà! Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore vi è libertà. E noi tutti contemplando faccia a faccia, a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore,
siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Noi dobbiamo essere trasformati. Questa è la parola che il Signore ci ha dato all'inizio dell'anno, metamorfosi, trasformati. Se noi non siamo trasformati, noi non abbiamo una vera libertà. Se noi non siamo trasformati ad immagine di Cristo, noi resteremo sempre legati. Legati a che cosa? Legati a questo mondo, legati alla follia, legati alla... Abbiamo fatto lo studio in questi giorni, legati allo stress, legati alla pesantezza. Saremo sì salvati, ma saremo legati ancora a sto benedetto mondo che ci vuole distruggere. Non può essere. Noi, se non diventiamo ad immagine di Cristo, non possiamo essere veramente liberi. E libertà significa, non ve lo dico, Giovanni 8, versetto 33. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Dilla alla persona accanto a te: veramente libero. Chi ci fa veramente liberi? Quindi vuol dire che siamo stati o siamo schiavi. Ora, siccome io non voglio parlare della schiavitù del peccato, già siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato, amen? Nel senso che qua dentro siamo tutti in Cristo, tra virgolette, liberi dalla schiavitù del peccato. Va bene? Quindi, però c'entra pure il discorso, perché ora vi faccio capire. Lo schiavo è sottomesso al suo padrone. Tra lo schiavo e il suo padrone non c'è nessuna relazione e non c'è neanche il desiderio di soddisfare il bisogno del padrone o il bisogno dello schiavo. Mi spiego. Se io sono schiavo, io quello che faccio per il mio padrone non lo faccio perché lo voglio bene, lo faccio perché lo devo fare. Non ho nessun interesse a fargli piacere, se non perché, se no, mi punisce. Quindi la schiavitù è legata alla paura. Se noi abbiamo paura, facciamo le cose perché le dobbiamo fare bene. Viceversa, il padrone non gli interessa niente dello schiavo o del suo benessere. Lui pretende dallo schiavo, gli dice devi fare questo, questo e questo, lo devi fare così, così e così. Questo riguardava noi quando eravamo nel peccato, ma riguarda ancora oggi noi quando diamo retta al nemico, perché ancora la carne è ancora debole, nel senso che, visto che non siamo trasformati ancora in Cristo, trasformati nel senso di metamorfosi, siamo trasformati nel senso più profondo della parola, e ancora siamo legati alle nostre follie, e noi diamo conto delle nostre follie, è ovvio che non siamo liberi, siamo schiavi delle nostre follie. Dilla alla persona accanto a te: folle. Non possiamo essere legati alle nostre follie. Ci siete? Mi sturcevo l'upede. E allora? Non ne fare una tragedia. Guarirai. Ancora viva sei, vuol dire che ancora la grazia del Signore è su di te, ma anche dopo morto sei nella grazia. Quindi, qual è la differenza tra lo schiavo e il figlio? Il figlio è sottomesso al padre come lo schiavo. Ci siete? Stiamo parlando di nuovo di chi è superiore e chi è inferiore. Il figlio è inferiore al padre. Quindi il figlio è sottomesso al padre. Ci siete? Però tra i due c'è relazione. Non solo c'è il desiderio di realizzare il desiderio dell'altro. Cioè il padre lo sa che il figlio è sottomesso, ma vuole il suo bene. Non gli dice le cose perché le deve fare, gli dice le cose perché lo deve fare crescere, perché lo deve fare maturare, lo deve portare avanti, perché un giorno prenderà lui il suo posto. Viceversa il figlio non fa le cose perché è obbligato, ma perché ha una relazione con suo padre. Naturalmente parliamo di una relazione sana,
E quindi fa di tutto per ubbidire al Padre, perché c'è piacere in questo. Gesù fa un esempio che è fenomenale. Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi fa il peccato è schiavo. Se io sono legato ancora al peccato, io non sto facendo quello che vuole il Padre. Sto facendo quello che vuole il diavolo e sono legato a quello che fa il diavolo. Or lo schiavo non rimane sempre in casa, lo schiavo prima o poi se ne va ieri, se lo vende il padrone, se ne va. Ai tempi di Gesù, dopo un po', credo dopo 7 anni, lo schiavo era libero di andarsene. Il figlio invece rimane per sempre. Noi siamo in Cristo per sempre. Se noi siamo diventati figli, non siamo più schiavi, siamo in Cristo per sempre. Dì la prossima accanto a te: per sempre. E anche quando il figlio si dovesse ribellare, che può capitare, rimarrà sempre figlio. Sempre. E per sempre. Amen? Quindi lo schiavo non sceglie di compiacere il suo padrone, è obbligato. È schiavo. Mentre il figlio ha la libertà di scegliere di compiacere suo padre, ma anche la libertà di non farlo. Il figlio è libero in questo senso, lo schiavo non è libero. Lo schiavo deve dire sì, punto. Perché se dice no, l'ammazza. Se lo venne, non lo so. Il figlio invece ha la libertà di dire sì, ma anche la libertà di dire no. Rimane sempre figlio. Amen. Meraviglioso. Però parliamo sempre di sottomissione, perché in questo mondo l'unica persona che non ha, che ha vera libertà, ecco, facciamo così, è Dio, perché sopra Dio non c'è nessuno. Quindi il figlio è libero di fare quello che lo schiavo è obbligato a fare. Mentre lo schiavo è obbligato a fare quello che fa, il figlio è libero invece di fare quello che fa lo schiavo o di non farlo. Quindi siamo liberi di guardare il cielo. Atti 21:10. E restando noi lì molti giorni, un certo profeta di nome Agabo scese dalla Giudea. Venuto da noi, egli prese la cintura di Paolo, si legò le mani e i piedi e disse: questo dice lo Spirito del Signore. Così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura e lo consegneranno nelle mani dei gentili. All'udire queste cose, noi e quelli del luogo lo pregammo di non salire a Gerusalemme, ma Paolo rispose: che fate voi? Piangendo e spezzandomi il cuore, poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù Cristo. E siccome non c'era modo di persuaderlo, ci rassegnammo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Questo brano ci fa notare una cosa importante. Prima di tutto vi voglio ricordare che la profezia non è una predizione del futuro. Una piccola parentesi. La profezia è una rivelazione di un eventuale futuro. Ci siete? Un po' tutte le profezie sono così. Sono l'annuncio di qualcosa che può avvenire, non che avviene sicuramente. E vi apro una piccola parentesi, a differenza invece delle premonizioni, diciamo così, dei mondi pagani, dove ti dicevano: tu andrai là e morirai. Quella era una sentenza, non potevi fare niente. La profezia invece è diversa, la profezia ti dà libertà. Ancora una volta noi parliamo di libertà, cioè tu sei libero di fare quello che dice la profezia, ma sei anche libero di non farlo. In questo caso Paolo, guardate che cosa dice: e siccome non c'era modo di persuaderlo, cioè diciamo così che Paolo poteva evitare di andare a Gerusalemme per essere legato, perché Dio gli aveva detto: se vai a Gerusalemme ti succederà questo. Di conseguenza, se non andava a Gerusalemme, non gli succedeva quello. E quindi la profezia ti dà libertà di scegliere
la giusta visione di Dio, cioè di scegliere quello che Dio ti fa vedere, quello che Dio vuole nella tua vita. E ti dà responsabilità la profezia. Perché se Dio dice devi fare così e riceverai questo, e se non fai così non riceverai questo, sei tu responsabile di quello che stai facendo. Amen? Ci siete? Non è Dio responsabile, sei tu responsabile di quello che fai. Dio ti sta dicendo solo qual è la strada da seguire, se la vuoi seguire riceverai benedizioni, se non la vuoi seguire ti arrangi. Quindi Paolo ha fatto una cosa meravigliosa, nella libertà dello spirito lui ha deciso di fare quello che il Signore voleva, cioè andare a Gerusalemme anche per morire se era necessario. Quello che noi non vogliamo capire, perché per noi libertà significa stare bene. Quando noi stiamo male pare che la libertà ci viene tolta. Invece, guardate un po', ve lo voglio rileggere. Agabo, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, si legò le mani e i piedi, cioè Paolo aveva la libertà di scegliere di non farsi legare le mani e i piedi o di farseli legare. Ha deciso di farsi legare mani e piedi. Perché? Perché sopra di lui c'era Dio e lui sapeva che se andava là non rischiava niente. Va bene, era legato sì, ma lo stava facendo per Cristo. Quindi cancellate dalla vostra mente che per forza la libertà deve dare pace, tranquillità e serenità. O meglio, dà pace, tranquillità e serenità nella misura in cui io mi fido di Dio. Se io non mi fido di Dio, Dio mi può dire pure ti faccio la strada, la streccata d'oro, ma noi appena che ci facciamo una passeggiata scivoliamo e diciamo Izzico, Signore, però ci poteva mettere 4 gomme che io non ci cava. No, abbiamo la capacità di dire anche questo. Oh. Cerchiamo di capire cosa il Signore vuole da noi, di sottometterci alla sua volontà, perché Dio non ci considera schiavi, quindi Dio non vuole il nostro male. Dio ci considera figli, Lui vuole il nostro bene, sempre. Sempre, qualsiasi sia la tua difficoltà, rientra in un disegno divino per la tua crescita, per la crescita della Chiesa, per la crescita della tua famiglia, anche se non può sembrare perché noi viviamo con i paraocchi come i muli, ma è così. Amen? Un altro brano, stiamo quasi finendo, eh? Voi infatti fratelli siete stati, Galati, capitolo 5, versetto 13. Voi infatti fratelli siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. E credo che questo qua è un versetto importante e spero di aprirvi un po' la mente anche su questa cosa. Quindi il cristiano ha ottenuto una libertà, ascoltatemi, che va gestita. Dite questa bella parola alla persona accanto a voi, gestita. La libertà va gestita. Scanditelo con le vostre parole, gestita. Gestita, no gestita, gestita. Allora, se troppa diventa libertinaggio e quindi può diventare immoralità, se troppo poco invece diventa legge, quindi legalista. Agli estremi la libertà ci fa schiavi. O siamo schiavi del libertinaggio e quello che vogliamo fare facciamo perché tanto il Signore tanto ci vuole bene, tanto ci ama, tanto saremo tutti salvati, oppure al contrario siamo troppo legalisti, ma chi è? Che orecchiene? Vatteli a togliere subito e togli quel maglioncino rosso che non mi piace. E diventiamo troppo legalisti e siamo schiavi del legalismo. Non va bene, quindi bisogna gestire la libertà. Quindi, ma come facciamo a sapere che siamo nel giusto, nel mezzo? Perché poi uno dice, ma io sono libero, ma sì, ma come fai a capire che sei veramente libero? Qual è il metro di misura per dire, quella è libera? Quella è libera in Cristo. Come faccio a dirlo? Quando abbiamo consapevolezza della grazia nella nostra vita. Che vuol dire? Quando io so che sono stato liberato dal nemico, grazie a Cristo, allora la mia vita, ora però ve lo spiego meglio,
cerca di stare nel binario di Cristo. Allora, la grazia è quella che ci mette, l'ho scritto perché, siccome voglio che lo leggo come l'ho scritto, perché così vi resta bello impresso, è quella che ci mette in movimento per amore, non per obbligo. Quando noi ci muoviamo e facciamo le cose del Signore per obbligo, c'è un problema nella nostra vita spirituale. Noi non viviamo la vera libertà di Cristo. Quando noi facciamo le cose perché le dobbiamo fare, anche se questo non vi giustifica nel non fare le cose, attenzione, io invece sto dicendo, se non ti va di farlo non lo fare. Chiaro? Oh, capito? Sì, non siete veramente... Quindi le cose che bisogna farle. Amen. Ah. Però se non le fai perché sei mosso dall'amore per il fratello, per Cristo, per i perduti, vuol dire che c'è un problema nella tua vita. Tu ti devi analizzare. La grazia nella nostra vita è quella cosa che non ha paura della riprensione. Cioè no, la grazia non ha paura della riprensione, che uno ti dice vedi che stai sbagliando. Non ha paura della riprensione la grazia. Se abbiamo paura vuol dire che non abbiamo capito la grazia e non siamo liberi. L'abbiamo detto poco fa. La libertà ci mette paura, lo schiavo ha paura del padrone, non è libero. Quindi non ha paura della riprensione, ma la acquisisce come mezzo per crescere ed andare avanti. Cioè siete in rimprovero, vabbè, siete in rimprovero, tu acquisisci quella cosa dentro di te e serve per andare avanti. Ma se tu hai paura che io ti rimprovero, allora tu non sei veramente libera. Perché non hai capito la grazia. Amen? E ancora è quella che ci porta a correggerci e ad amarci, ad autocorreggerci e ad autoamarci. Non ad autoperdonarci, perché, no scusate, ad autoscusarci, che è diverso. Io non mi devo scusare se sbaglio, mi devo autocorreggere, perché noi abbiamo lo Spirito Santo ne fa lucchettante per ne vedere quando sbagliamo. Perché dentro di noi, quando noi sbagliamo, diciamo così, quando noi pecchiamo, c'è un movimento. C'è un movimento. Non siamo insensibili al peccato nella nostra vita, se no non saremmo figli di Dio. Il mondo è insensibile al peccato. Noi siamo sensibili al peccato. Quindi noi ci dobbiamo autocorreggere e anche se siamo caduti, autoamarci. Perché se Dio ha avuto grazia nei nostri riguardi, perché noi non dobbiamo avere grazia nella nostra vita, per la nostra vita? Amen? 2 Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. La trasformazione. Tu sei una nuova creatura. Tutte le cose nella tua vita sono nuove, anche se tu le vedi vecchie, ma sono nuove, anche se tu non vedi nessun cambiamento, ti assicuro che per la parola di Dio, che è superiore alla mia vita, alla tua vita, ai demoni che ci girano intorno, è superiore, la tua vita è nuova. Tutto intorno a te è nuovo e tu devi vivere questa novità di vita. E devi gestire la tua libertà in una maniera nuova. L'ultimo brano, Cristo e la tua libertà, Matteo 11,29. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Questo vuol dire che, quello che vi ho detto all'inizio, noi non siamo liberi. Noi siamo liberi di appoggiarci a Cristo o di appoggiarci al nemico. Noi siamo liberi di appoggiarci alla pace che viene da Cristo o al tormento che viene dal mondo. Noi siamo liberi di appoggiarci tra le braccia di Gesù o tra le grinfie dei diavoli, dei demoni che ci vogliono distruggere. In questo sta la nostra libertà, perché siamo fragili. Non facciamo di noi una considerazione troppo alta.
Noi siamo fragili nel mondo spirituale, perché noi spiritualmente non vediamo cosa c'è intorno a noi. Dio lo vede, noi ci dobbiamo fidare di Dio. Il nemico è così abile da farci cambiare idea da un giorno all'altro e noi neanche ce ne accorgiamo. Oggi sto bene, domani sto male. Quante volte ne capita? Noi dobbiamo sempre fidarci di Dio. Abbiamo fatto questo bellissimo studio questa settimana che dice che anche se c'è una difficoltà noi dobbiamo lodare il Signore, perché nella difficoltà troviamo la presenza del Signore e Lui ci viene incontro, probabilmente non per risolvere la situazione, la risolverà il Signore nei Suoi tempi, ma per darci pace, perché noi abbiamo bisogno di pace nelle nostre difficoltà. Abbiamo bisogno di sapere che c'è uno superiore alle nostre difficoltà. Abbiamo bisogno di sapere che Cristo comunque vede e sa quello che deve fare per la nostra vita. Amen. Vogliamo alzarci e vogliamo ringraziare il Signore della sua infinita misericordia e della sua infinita grazia. Signore, noi veniamo alla tua presenza. Tu sei superiore, Signore, a tutto in questo mondo, superiore a ogni spirito malvagio, superiore, Signore, ad ogni essere vivente, superiore a ogni essere umano, Signore. Tu hai ogni cosa nelle tue mani e noi vogliamo vivere di questa fiducia. Vogliamo vivere di questa libertà, Signore, della libertà che viene dallo Spirito. Signore, in questo giorno continua l'opera tua per trasformarci. Fa, Signore, che in noi ci sia una metamorfosi, come c'è stato su quel mondo nel giorno della trasfigurazione, in cui la tua immagine è cambiata, Signore, da umana è diventata celestiale. Noi vogliamo diventare così. Vogliamo, Signore, che spiritualmente diventiamo da umani celestiali. Signore, vogliamo la libertà di ricevere la tua gloria, vogliamo la libertà di cacciare via i demoni, vogliamo la libertà di dire no al nemico. Lo schiavo non può dire no al nemico. È suo schiavo. Noi siamo liberi, Signore. Ci hai dato una libertà meravigliosa che il mondo neanche ancora considera, che il mondo ancora non capisce. Vieni, Spirito Santo, in noi, nella nostra vita ancora. Vieni, Spirito di Dio Santo, nel nome di Gesù. Attua in noi, Signore, il tuo piano, la tua volontà. Noi riconosciamo che tu sei al di sopra di noi dobbiamo stare sottomessi a te, noi dobbiamo stare sottomessi alla tua grazia, perché tu non vuoi il nostro male, tu vuoi il nostro bene, tu non vuoi distruggerci, tu vuoi edificarci, Signore, non vuoi distruggerci. Ma distruggi il nemico, Signore, nella nostra mente che vuole invece ingannarci, come ha fatto con Adamo ed Eva, e vuole distogliere il nostro sguardo dal trono santo, dalla tua gloria. Vieni, Spirito Santo, trasformaci con potenza, trasformaci, vogliamo diventare ad immagine perfetta di Gesù. Vieni, Spirito Santo, vieni, trasformaci. Vogliamo diventare ad immagine perfetta del Figlio tuo Gesù, Padre. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Fai della tua parola in noi una parola santa, potente e benedetta. Nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Sei dentro.